Assessore Ceccotta, la situazione per quanto riguarda il discorso occupazione in provincia di Gorizia. Beh, diciamo che l'Isontina in questo periodo non sta vivendo un momento particolarmente felice, perché i casi di crisi sono abbastanza generalizzati e diffusi. In particolar modo possiamo dire che c'è stato un progressivo impoverimento del tessuto produttivo. Volendo fare semplicemente alcuni esempi, non possiamo non ricordare la chiusura dello stabilimento di Detroit, che comunque era un'azienda, insomma, storica del nostro tessuto produttivo, e che ha purtroppo visto la messa in cassa integrazione e la successiva mobilità di quasi 120 persone. È notizia di questi giorni il presidio permanente all'assemblea permanente presso la De Franceschi di Monfalcone, che in buona sostanza non vuole utilizzare l'ammortizzatore sociale della cassa integrazione, ma vuole licenziare in un colpo solo le 54 persone che sono difficilmente rinconvertibili, anche perché parliamo di età 57-58 anni, quindi ancora troppo giovani per la pensione, troppo vecchi forse per il mercato del lavoro, per le esigenze del mercato del lavoro in questo momento, che hanno fatto nel corso della vita per 20-30 anni mugnai. Ecco, un mugnaio noi difficilmente riusciamo poi a ricollocarlo, diciamo, per quello che è il tessuto, diciamo, produttivo locale, anche se abbiamo dei corsi di formazione che in qualche modo possono essere uno strumento, ma il punto vero è che non c'è lavoro, cioè possiamo avere tutti i corsi di formazione che vogliamo, ma fino a quando non si riuscirà a mettere in piedi un meccanismo virtuoso per cui ci sarà una risposta anche di sistema, quindi quando Confindustria comincerà a dialogare con le istituzioni, a dire che manodopera serve ai loro associati in modo da utilizzare poi i corsi di formazione nella maniera più efficace, ecco, fino a quel momento sarà molto molto difficile, insomma, vedere un segno più sull'occupazione, se non così a macchia di leopardo, un po' qua, un po' là. Ecco, nessuno ha la bacchetta magica, si parla tanto di Job Act, tante parole al vento, ma poi alla fine quando c'è da applicare le difficoltà emergono subito. Beh, se la mia posizione rispetto al Job Act è estremamente critica. Il Job Act sicuramente non ha fatto altro che rendere ancora più precario, o come piacerebbe forse al nostro capo del governo, più flessibile il lavoro, facendo perdere di fatto una serie di tutele ai lavoratori. Sicuramente il Job Act ha fatto segnare un incremento dei contratti a tempo indeterminato nel mese di gennaio e febbraio del 2015, ma sono contratti a tempo indeterminato assolutamente soltanto sulla carta, perché vista la facilità del licenziamento... Sì, viene da dire, con la carta poi si può fare qualcos'altro, sì. senza usare tanti termini chiari. Proprio. Diciamo che sicuramente il Job Act e la decontribuzione prevista dal Job Act, per cui per un'assunzione a tempo indeterminato si prende una decontribuzione annua di 8.500 euro al mese, va da sé che un lavoratore per 3 anni, un lavoratore assunto a tempo indeterminato col Job Act è un lavoratore che porta un risparmio all'azienda di 24.000 euro. Dovesse esserci poi un licenziamento, mi sembra che l'incentivo massimo dato al lavoratore sono 12.000 euro, quindi comunque chiudiamo in attivo per l'azienda e non per il lavoratore. Senta, per concludere, se oggi come oggi una persona viene da lei e chiede un posto di lavoro, che risposta può dare? E se vuole lo può vedere fra 5 minuti, quando entreranno le persone che stanno aspettando fuori dalla porta, che sono dei disoccupati tra l'altro di lungo periodo, che cerco di incontrare, cerco di sostenere in qualche modo, di stare vicino, di far vedere la vicinanza delle istituzioni, ma di fatto possibilità concrete sinceramente io in questo momento non ne ho. L'unica cosa che spero e mi auguro fortemente è che, come anticipato dall'assessore Panariti, veramente a luglio venga licenziata la norma per l'applicazione del reddito minimo. Ecco, allora il reddito minimo può consentire a un disoccupato di affrontare in maniera più serena la ricerca del posto di lavoro senza essere strangolato da bollette. Possiamo dire insomma che il barile è già stato raschiato? Direi proprio di sì.